In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Terzultimo weekend di campagna elettorale. Comincia il terzultimo weekend elettorale per le europee. I candidati sono tutti sul territorio per assemblee e anche semplici incontri. Particolarmente accese le sfide tra i candidati in Forza Italia, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, pur mantenendo ancora un clima sereno. La par condicio ha impedito il confronto TV tra la Meloni e la Schlein. Schifani incalza i dipartimenti per il rendiconto 2023. Nuova minacciosa circolare del presidente Schifani ai dipartimenti della Regione affinché entro il prossimo venerdì facciano pervenire alla Ragioneria tutta la documentazione occorrente per predisporre il rendiconto 2023 necessario per lo sblocco definitivo dei pagamenti. Il mancato rispetto dei tempi, recita la circolare, sarà considerato grave inadempienza dirigenziale con l'eventuale applicazione di sanzioni, compresa la revoca dell'incarico. Lollobrigida incrementa le quote tonno per la Sicilia. Il ministro per l'agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato un decreto che incrementa in modo sensibile rispetto agli anni passati la quota della pesca al tonno per i pescatori siciliani, portandola a oltre 136.000 tonnellate. Un provvedimento concreto a favore dell'isola sul quale certo non diranno nulla quelli che nei giorni scorsi lo avevano aggredito per una semplice gaffe. Schifani avoca la pratica formazione professionale. Il presidente Schifani avoca a sé di fatto la pratica della formazione professionale, annunciando che incontrerà le organizzazioni datoriali per fare il punto sulla delicata situazione che ha creato forte malessere nel settore. L'annuncio ha quasi il sapore di un commissariamento per l'assessore leghista Mimmo Turano. Allerta incendi. Comincia molto presto quest'anno il rischio incendi e ondata di calore e di conseguenza si mobilitano tutte le strutture incaricate della prevenzione. La Protezione Civile ha lanciato l'allerta arancione in Sicilia per tutta la giornata di oggi. L'allerta vale per tutte le province dell'isola. Coldiretti Ferrara dona fieno per allevatori siciliani. Partono da Ferrara per solidarietà 1,5 milioni di chili di fieno con pellet di erba medica, in dono per cercare di salvare dalla fame le stalle siciliane. L'iniziativa è degli agricoltori della Coldiretti con altre associazioni per sostenere gli allevatori siciliani colpiti da una siccità senza precedenti. Inaugurata a Catania lavanderia di Papa Francesco. Ha aperto ieri a Catania, nei locali dell'ex convento di Sant'Agostino, la lavanderia di Papa Francesco, alla presenza del cardinale Krajewski, elemosiniere del pontefice. La nuova struttura, realizzata con il coinvolgimento della comunità di Sant'Egidio, ha 3 lavatrici, 3 asciugatrici e il servizio doccia offerto gratuitamente alle persone in difficoltà. Palermo in semifinale play-off. Il Palermo, davanti a oltre 30.000 spettatori allo stadio Renzo Barbera, ha battuto ieri la Sampdoria con 2 gol del francese Diakité. La squadra siciliana va quindi in semifinale play-off contro il Venezia. La doppia sfida si terrà lunedì 20 a Palermo e venerdì 24 a Venezia. Una vittoria varrebbe la finale e la possibilità di realizzare il sogno della Serie A. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.